stata insegnata, come credo a voi, sin da bambina, e quindi l'importanza del lavoro, l'amore per il lavoro e anche il fatto che il lavoro si fa, si prende quello che c'è e intanto si combatte per il lavoro giusto, che magari arriverà, intanto magari se ne fanno due. E ecco, c'è qualcuno che ha davvero lavorato tanto in questo Veneto da tanti anni, e dicono anche i sondaggi, ma non servono quelli, il presidente di regione più amato d'Italia. E allora chiedo di salire con me sul palco al nostro governatore Luca Zaia. Tanto grazie per il calore, però un po' gli applausi risparmiateli perché poi c'è uno da applaudire che è Alberto Stefani. Volevo solo dirvi una cosa prima di iniziare il mio intervento, non mi sono scritto niente, non l'ho preparato, però volevo dirvi una cosa. Io penso a quei 3 ragazzi che sono morti, 3 carabinieri delle forze speciali. Giustamente si è scelto questa sera di ricordarli con un minuto di silenzio. Io spero che questa assemblea di questa sera, siamo 3.000 stasera, io ci ho messo 20 minuti in auto per entrare, magari si trasferisca venerdì pomeriggio alle 16 davanti alla chiesa di Santa Giustina a Padova per dare l'ultimo saluto a questi servitori dello Stato che hanno perso la loro vita perché sono stati uccisi da quei disgraziati che erano in quella casa. Grazie. Io potrei anche liquidarla velocemente con la situazione, potrei dire grazie, è stato bello, però un po' di applausi me li chiedo. Intanto ne chiedo uno, perché io sono sempre sotto i riflettori, stasera fra l'altro che è tanta luce, sono sempre sotto i riflettori. Però fate un applauso alla mia squadra, alzatevi in piedi, consiglieri, assessori. Fate invidia ai Lombardi perché noi riempiamo il palco di Fortini da loro no. O anche tu che ne conosci qualcuno che ora applauditeli perché poi non hanno solo lavorato ma mi hanno anche sopportato. No, anche questo per dire che noi siamo una famiglia, siamo una squadra. Saluto Matteo Salvini che lo ricordava prima, saluto Lorenzo Fontana, tutti voi presenti e ovviamente Paolo Bobo eccolo lì, ciao Paolo. Ecco, noi siamo una squadra ed è giusto condividere questo valore di squadra. Però vorrei anche dire una roba, io sono un militante e il militante è sempre pronto dall'alba al tramonto, questo non dobbiamo mai dimenticare. Al militante non devono tremare i polsi. E io sono la dimostrazione, perché Stefani io gli auguro di avere un sacco di primati, ma uno non me lo fregherà mai. Sono stato il presidente più giovane d'Italia e quindi mettitela via questa. Però sono la dimostrazione di quello che un partito che investe sui giovani è carne ed ossa in questo caso. Cioè noi stiamo per parlare di un ragazzo che sarà e diventerà, dopo ragazzi le elezioni si vincono dopo l'apertura delle urne, prevedo un sacco di festa, è vero che siamo vincenti, è vero che abbiamo fatto un gran lavoro, però è altrettanto vero che con serietà noi dobbiamo andare casa per casa, parlare con tutti, perché abbiamo un candidato da far conoscere e un programma sul quale vogliamo discutere. Ma è altrettanto vero che noi stiamo per presentare a questo Paese il presidente di regione più giovane della storia d'Italia.
quindi bravo Alberto. Ma solo un partito che ha il coraggio di fare queste cose, che ha avuto il coraggio di dar vita al gruppo consigliare più giovane della storia d'Italia, giusto Paolo Gobbo? Ecco, solo un partito che investe nei giovani con i fatti, lo diceva prima anche Matteo Salvini, poi dimostra di mandare avanti i giovani. Non è un caso che noi abbiamo il gruppo giovanile più importante, quindi un saluto e un applauso a tutti i giovani della Lega e i giovani italiani, perché come dico sempre io ai miei collaboratori, noi non abbiamo nulla da inventare, i giovani ci indicano la via, noi dobbiamo solo interpretare l'indicazione di questa via. Dopodiché non vorrei che qualcuno non avesse ancora ben capito, noi siamo sempre gli stessi. Peraltro Matteo, ti proporrei di rifare la festa del 15 settembre a Venezia, sarebbe ora di rifarla. Noi siamo sempre quelli che sono convinti che questo Paese, con questo modello di gestione che esiste dal 1 gennaio del 48 con l'approvazione della Corte della nostra Costituzione, sia un Paese che ha fallito questo modello di gestione. E la vera via di uscita per questo Paese è rappresentata dall'autonomia e dal federalismo, che solo la Lega con responsabilità ha saputo portare nella discussione in maniera civile e legale nei palazzi. Se oggi in questo Paese, lo dico chi a questa sera è venuto anche a farsi un'idea, poi Alberto ve ne parlerà, se oggi in questo Paese nell'agenda del governo, nei discorsi del Presidente della Repubblica, che peraltro sarà presente ai funerali venerdì, se oggi si parla di autonomia è grazie a sto partito che qualcuno aveva definito basta un'aspirina per i leghisti, è grazie a questo partito che ha saputo portare con civiltà i ragionamenti in questo Paese. Noi siamo quelli che ancora dicono che l'autonomia è un grande senso di responsabilità. Noi questa battaglia la portiamo avanti fino alla fine. Alberto dovrà continuare sull'alveo di quello che è stato fatto, perché noi abbiamo la responsabilità di difendere fino in fondo l'indicazione che hanno dato 2.328.000 veneti il 22 ottobre del 2017. Noi siamo quelli di Roma ladrona, però abbiamo anche coscienza del fatto che questo Paese è un Paese unito, abbiamo anche coscienza del fatto che è immorale che ci siano cittadini che debbono fare le valigie per andare a curarsi fuori regione in questo Paese, è immorale che ci siano bimbi che in base a dove nascono avranno un futuro diverso in questo Paese. Noi queste questioni le poniamo e allora poniamo una questione di dire che se c'è tutta questa disuguaglianza, questa disparità, questa differenza di opportunità in questo Paese, a chi la dobbiamo? La dobbiamo a un modello che non ha funzionato, non è colpa dell'autonomia come qualcuno lo vuol dire, ma siamo anche convinti che se esiste una questione meridionale che è impellente deve essere risolta, perché ripeto, a me non sembra normale che uno mi risponda, guardate stamattina ho trovato fuori dall'ospedale di Treviso, andando a inaugurare, Alberto fra l'altro ti assieme un sacco di inaugurazioni, e andando a inaugurare una macchina eccezionale, ce ne sono solo 4 in Italia, 200 al mondo, e evito di stare qui a raccontarvi la storia di questa macchina, ho trovato 2 anziani seduti su una panchina all'ingresso all'ospedale e passando il signore, poco più di 70 anni, mi dice viva la Sicilia. Io mi sono fermato, una bella isola, e poi mi sono fermato a parlare e con la lacrima agli occhi questo signore con la sua signora a fianco mi ha detto guardi, io ho nostalgia della mia isola. Io gli faccio ma perché? Perché da 2 anni che ho dovuto affittarmi un appartamento qui a Treviso per poter curare mia moglie e ho nostalgia di tornare a casa, ma lì sarebbe già morta. Io penso che non sia civile questo, penso che sia immorale ed è giusto che tutti i cittadini abbiano questa opportunità. Per cui questa questione meridionale deve essere risolta, ma è altrettanto vero che noi abbiamo l'obbligo di porne anche un'altra, che è quella settentrionale, perché questo Paese è tirato avanti dalle risorse e dal lavoro e dalle tasse che pagano molte regioni che noi conosciamo, ed è innegabile che alcune distanze devono essere raccolte. Quindi noi abbiamo coscienza del fatto che non abbiamo cambiato visione, vogliamo andare avanti per la linea che è già stata tracciata da Umberto Bossi fin dall'inizio,
ma è anche la volontà di dire che con modernità va affrontato un lavoro che comunque sono sicuro che Alberto porterà avanti. Io con Alberto ho parlato moltissimo tempo, lui conosce le progettualità della regione, poi si assumerà la responsabilità di decidere, di ampliare, di modificare, quello che deve fare ogni presidente, però io gli auguro veramente di fare un ottimo lavoro e di avere una squadra al suo fianco. E la squadra non è solo rappresentata dai consiglieri, dagli assessori, ma anche da tutti noi che dobbiamo far sentire il calore al nuovo Presidente di Regione, perché guardate, ci sono dei momenti di gioia, ma ci sono anche tanti momenti di dolore. Io ho incontrato in questi anni, Alberto mi ha chiesto di ricordarlo, ho incontrato un sacco di tragedie, ho esordito con un'alluvione che ha interessato metà comuni del Veneto nel 2010 e poi vai a 100.000 ettari di bosco a terra e poi il terremoto in Polesine e poi ancora l'acqua grande nel 2019 su Venezia, ma non solo, e poi ancora quello che è stata la grande tragedia del Covid che noi tutti conosciamo e abbiamo affrontato. Quindi sono momenti di gioia, momenti di dolore, ma sempre la barra dritta. Questa è un'amministrazione che ha portato un sacco di risultati. Prima Matteo ricordava le Olimpiadi. Le Olimpiadi è stata una battaglia che abbiamo fatto fino in fondo, peraltro l'abbiamo fatta assieme alla Lombardia. Oggi i Veneti sanno che il 6 febbraio, fra 155 giorni, si inizierà con la vicenda e la grande festa delle Olimpiadi. Noi celebreremo i 70 anni dalle prime Olimpiadi del 1956. Cortina è figlia di quelle Olimpiadi. Pensate che quando io mi sono insediato Alberto nel 2010 mi hanno detto: Cortina si sta spegnendo, la stagione per un mese e mezzo, e avanti così, non c'è più interesse, non c'è più. Allora abbiamo risolto il problema, abbiamo portato le Olimpiadi, ci siamo battuti contro 7 stati e alla fine le hanno date a noi queste Olimpiadi. 3 miliardi di mezzo di cittadini del mondo vedranno le Olimpiadi del Veneto, 2 milioni di cittadini verranno qui, 5 miliardi e 300 milioni di PIL. Non serve che io vi aggiunga altro se non quello di dire che grazie alle Olimpiadi abbiamo portato a casa 1 miliardo e 800 milioni di opere, la variante di Cortina, la variante di Longarone, e so che Matteo domani mattina andrà alla bretella ferroviaria a 8 km dalla stazione di Mestre all'aeroporto di Venezia, che sono altri 800 milioni di euro più o meno. Quindi la partita è una partita importante, e poi l'autonomia del suo referendum, e poi la pedemontana, e poi potrei parlarvi della sanità, potrei parlarvi dell'infinito di una strage di iniziative che abbiamo portato avanti. Qualcuno maldestramente dice: Matteo, sì, ma sono passati 15 anni. Io ne conosco tanti che hanno fatto anche 20 anni, non hanno fatto un cazzo dentro l'amministrazione. E quindi con molta obiettività vi dico che è stata una bella avventura. So che lascio in buone mani l'amministrazione, perché questo è quello che più mi sta a cuore, no? Un amministratore puro, perché io sono sempre stato, io ho fatto 2 mandati di provincia, ho fatto il vicepresidente di regione, sono stato al ministero come ministro, come voi sapete, e ancora questa esperienza. Cioè un amministratore puro, quale io sono stato, pensa sempre al futuro dell'amministrazione. Non bisogna vivere di feticismo e pensare che tutte le cose su cui restano all'infinito. Tutte le cose hanno un inizio e una fine, però è una cosa importante: i protagonisti di tutta questa avventura non sono i politici, non sono gli amministratori, ma sono i cittadini. Questo bisogna sempre ricordarsi. Io ho sempre messo, e so che Alberto lo fa perché la pensa come me, al centro dell'attenzione il cittadino, perché per me l'attore protagonista deve essere sempre l'attore protagonista. Allora fai le scelte per il cittadino. Quando è scoppiato il Covid il 21 febbraio 2020, io sono stato il primo a chiudere tutto: cinema, teatri, chiese, carnevale di Venezia. Ho fatto la prima zona rossa d'Italia, ho fatto obbligatoriamente i tamponi a 3.500 cittadini. Perché vi dico questo? Perché da lì a un paio di mesi, ad aprile, avrei dovuto andare al mio rinnovo in regione, però non ho pensato ai miei benefici, ho pensato alla salute dei miei cittadini, nonostante molti mi dissero, però gli amministratori veri pensano bene dei propri cittadini.
Però basta adesso, dobbiamo sentire Alberto e siamo tutti impazienti di sentire il suo intervento, ma vi dico una roba. Voi avete capito che sono un problema? No, non l'avete ancora capito. Adesso, pensatemi una roba, a me non sembra normale. Prima ti dicono che non puoi più farti eleggere, quasi l'80% di gente che dovrebbe eleggere. Dopo ti dicono che non puoi più fare la lista civica perché fa un problema, perché su, perché giù. Dopo ti dicono, ma neanche nome in giro, non cambia da niente. Cioè, qualcuno ha detto. Onestamente, non pensavo di essere un problema. Voi la sapete la barzelletta di quello che va a comprare i pappagalli? Ma le barzellette le conoscete? C'è uno che va a comprare i pappagalli, non sto andando fuori tema, seguitemi, e trova un venditore di pappagalli e gli dice: quanto vuoi di quel pappagallo che hai sul polso? Appollaiato sul polso, mi fa 5.000 euro. Madonna, ma cosa sa fare? Parla correttamente l'italiano, lo sto addestrando, probabilmente parlerà anche inglese tra qualche anno. E di quello che hai sul gomito? 100.000 euro. Madonna, cosa fa per 100.000 euro? Quello parla italiano, parla inglese, spagnolo, risponde al telefono, prende appunti e fa anche la spia. Vedo che mi interessa la storia della spia. Alla fine gli fa: ma quanto vuoi di quello sulla spalla? 1.000.000 di euro. Gli fa: ma cosa sa fare? Uno parla solo l'italiano, l'altro parla 3 lingue, 4 lingue, fa la spia, e questo 1.000.000 di euro, ma cosa sa fare? Il venditore lo guarda e fa: io non so cosa sa fare, ma gli altri due lo chiamano presidente. Allora, capite che il presidente non si rompe le palle. E allora io posso capire tutto, ma non capisco in democrazia che si mettano veti su una persona che comunque ha governato e i cittadini hanno sempre sostenuto questa amministrazione. Posso capire tutto, ma non i veti. E quindi ho detto: beh, se sono un problema, cercherò di diventare un problema reale. E quindi, parlandone con Alberto, ho solo una soluzione per diventare un problema reale. Mi candido capolista in tutte le province. E allora, adesso non capito, 5 che si alzano in piedi, gli altri seduti, non ci comodi fare. Perdonatemi le battute. E allora mando questo messaggio con questa mia plurima candidatura, mando questo mio messaggio a tutti coloro, e adesso parlo seriamente, che ci hanno sostenuto, che sono sempre stati i nostri elettori del nostro partito, del nostro movimento. Lo mando a tutti coloro che non la pensano come noi ma ci hanno sempre votato e che ringrazio. Io penso che ho sempre cercato di impegnarmi a rappresentare anche chi non mi ha votato, ed è sempre stata una grande sfida.
a tutti coloro che comunque hanno avuto simpatia per l'amministrazione, per il sottoscritto, e quindi a quelli che mi mettono i veti dicono roba. Se prima si diceva dopo Zaia solo Zaia, adesso dirò dopo Zaia scrivi Zaia. Auguri!